A 3 anni dalle Olimpiadi di Cortina, intorno alle quali ruota un giro d'affari di quasi 3 miliardi di euro, la procura di Belluno è con l'acqua alla gola. Manca il personale e scarseggerà ancora di più nei prossimi mesi, al punto che il procuratore Paolo Luca ha dovuto dirottare il personale di polizia giudiziaria, strappandolo alle funzioni investigative, per fornire supporto ai pubblici ministeri rimasti a corto di cancellieri. È una situazione critica e le prospettive per l'immediato futuro sono perfino peggiori, denuncia il capo della procura bellunese. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è mercoledì 21 dicembre 2022, io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi che muoveranno un giro d'affari di circa 3 miliardi di euro, il rischio di infiltrazioni mafiose, di speculazione di altri reati è consistente e quindi la notizia sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi apre un caso. È l'allarme lanciato dal procuratore di Belluno che dice: ci manca il personale, sono a rischio processi e indagini. Senza cancellieri la situazione è critica. Un allarme lanciato proprio in vista delle Olimpiadi. La carenza di personale amministrativo appunto mette a rischio il funzionamento della procura del tribunale di Belluno. Le speculazioni sono in aumento, dice il procuratore Paolo Luca. Non si deve rinunciare però al presidio della giustizia. Insomma, il personale amministrativo della procura è in forte sotto-organico, questo l'allarme di Paolo Luca, e questo mette a rischio processi e indagini. Vedremo se ci saranno delle risposte da parte del governo. Voltiamo pagina, invece ora parliamo delle famiglie venete, degli anziani, degli aumenti legati all'inflazione, ma non solo, che colpiscono appunto le fasce più fragili della popolazione. Allora leggiamo la notizia sui quotidiani del gruppo GEDI. Badanti, lo spettro aumenti per 70.000 famiglie venete. L'adeguamento che parte da gennaio delle retribuzioni minime può valere fino a 65 milioni di euro. La CGIL dice: welfare, pagano i deboli, contratti poveri, anziani in difficoltà e il sistema pubblico non dà risposte. Insomma, di cosa si parla? Del nuovo aumento che aleggia sulla testa di oltre 70.000 famiglie venete, potrebbe valere oltre 65 milioni di euro in totale. È l'aumento delle retribuzioni minime di colf e badanti, le cui paghe orarie sono definite dall'unico contratto nazionale che prevede un adeguamento annuale. Un ritocco legato agli indici dell'inflazione registrati dall'Istat al 30 novembre di ogni anno e che però vedrà le parti convocate nuovamente al Ministero del Lavoro il 3 gennaio prossimo, dopo il nulla di fatto di 2 giorni fa. In effetti solo in Veneto, secondo l'osservatorio INPS sui lavori domestici nel 2021, sono circa 76.000 colf e badanti con contratti regolari registrati, ma queste secondo i sindacati sono solo il 40% delle 190.000 persone che con contratti in chiaro o completamente in nero si curano delle persone più deboli delle nostre famiglie. Così scrive Riccardo Sandre sui quotidiani del gruppo GEDI di oggi. C'è una galassia di operatrici, il 90% circa, e gli operatori, il restante 10%, in Veneto, che secondo appunto l'osservatorio Domina su dati 2020 costava alle famiglie della regione 603 milioni di euro tra retribuzioni, contributi e TFR. All'epoca erano circa 72.000 i lavoratori censiti, una paga lorda annua media pari a poco più di 8.300 euro. Se l'adeguamento dovesse coincidere con un'inflazione ad oltre l'11%, allora l'aumento potrebbe superare i 65 milioni di euro. Insomma, questo è il calcolo proposto dai quotidiani del gruppo GEDI. Ci sono le dichiarazioni
di Cecilia De Panza, segretaria generale della Filcams CGIL del Veneto, che spiega come di fatto quello del lavoro domestico sia un contratto povero, forse uno dei più poveri in un paese che non brilla certo per retribuzioni eccellenti. In questo contesto anche rinnovi, ammesso che si riesca ad ottenere qualcosa di doverosamente significativo, non saranno eclatanti in valori assoluti, tanto più che in Italia circa la metà delle lavoratrici del settore, secondo dati INPS, percepiva meno di 6.000 euro lordi annui nel 2021. Va poi tenuto presente che per molti l'assunzione privatamente di una badante diventa un obbligo a fronte di un'incapacità del pubblico di fornire adeguata assistenza di welfare. È un sistema che dovrà fare fronte a un aumento costante dell'età media della propria popolazione, quindi non si può continuare ad affidarsi al lavoro povero o al nero per sostituire le proprie carenze. Invece di scaricare su donne spesso immigrate e sulle famiglie di lavoratori già in difficoltà il costo di un welfare che dovrebbe essere pubblico, i decisori, per primo il governo, dovrebbero intervenire in chiave di equità. Insomma, non si può scaricare sulle famiglie il costo dell'assistenza, questo in sintesi il succo della questione. E dall'altra parte la denuncia delle condizioni appunto di un lavoro spesso povero, quello delle operatrici e degli operatori che lavorano nelle case degli anziani di Veneto e non solo. Sempre a proposito di anziani, ma parlando ora delle case di riposo, ci sono le proteste dei familiari rispetto alle visite di Natale nelle RSA. Sono visite a singhiozzo, scrive il Corriere del Veneto. Secondo Roberto Volpe, presidente di URIPA, l'Unione delle Case di Riposo del Veneto, è impossibile tornare al pre-Covid. Se qualcuno pensava che dopo il coronavirus saremmo tornati alle regole antecedenti al 2019 si sbagliava. Nelle case di riposo nulla sarà come prima. E allora, per quanto riguarda le visite, alcune case di cura le hanno vietate, altre ridotte, c'è poco personale e il rischio focolai è concreto. Questa la giustificazione. I sindacati ricordano come questo penalizzi sul piano affettivo gli anziani ospiti. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa. C'è una notizia che arriva dall'Ucraina: giornalista padovano colpito a Kherson, una bomba russa, volevano ucciderci. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi: Claudio Locatelli, il giornalista, era con un collega e l'interprete dice non ho paura, resto qui. Coinvolto appunto anche Nicolò Celesti, fotoreporter di Firenze. Cosa è successo? La vicenda: 2 giornalisti italiani sono stati feriti a Kherson. A comunicarlo attraverso il proprio profilo Facebook uno dei due reporter colpiti, il padovano Claudio Locatelli, che in un video mostra la loro fuga in auto dopo l'attacco avvenuto lunedì e assicura che lui e il fotoreporter Nicolò Celesti stanno bene. Locatelli nel video spiega: siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Quando i russi ci hanno attaccato, racconta ancora il reporter, gli ucraini hanno risposto al fuoco, ci siamo trovati in mezzo. La notizia anche sul Gazzettino di oggi con il titolo: reporter italiani colpiti da bomba lanciata dai russi, l'artiglieria di Putin ha preso di mira l'auto con la troupe con la scritta press ben visibile, è stato un attacco voluto. Claudio Locatelli vive a Padova, in questi giorni si trova vicino a Kherson in Ucraina, è rimasto ferito di striscio e c'è anche la foto che mostra appunto un taglio e l'orecchio insanguinato di Claudio Locatelli, il giornalista combattente come si chiama sui suoi profili social. Le ultime notizie di oggi, 2 notizie flash. A Venezia fa discutere la tassa d'imbarco dopo il ticket d'accesso a Venezia, ora c'è appunto questa tassa d'imbarco. Ad aprile volare da Tessera costerà 2,50 euro in più. Si tratta di una tassa per chi viaggia appunto in aereo dall'aeroporto del Marco Polo. La tassa decolla fra dubbi e critiche, gli hotel la definiscono ingiusta e sbagliata, ma il comune si difende, dice servono 15 milioni di euro per pagare il caro energia e quindi l'alternativa a introdurre questa tassa sarebbe stato tagliare dei servizi. Le associazioni degli albergatori naturalmente sono contrarie anche le opposizioni in consiglio comunale, che chiedono che a pagare non siano i veneziani.
Save, la società che gestisce il Marco Polo, non si è ancora espressa, ma nutrirebbe delle perplessità. Vediamo rapidamente di cosa si tratta. Comunque questa addizionale comunale di imbarco è il nome del contributo da 2,50 € che sarà richiesto a ogni viaggiatore in partenza dall'aeroporto Marco Polo. Ovviamente non a coloro che sono solamente in transito. Il comune punta a incassare così 10 milioni di euro l'anno. L'ultima notizia di oggi riguarda infrastrutture del Veneto e in particolare le autostrade. Traffico boom in Veneto, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, e la notizia riguarda i numeri della rete autostradale veneta, del traffico che ha raggiunto i livelli pre-pandemia. In particolare nel confronto con le altre autostrade del nord-est, la rete di autovie venete è quella più vicina ai livelli pre-pandemia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.